Ci siamo occupati ieri dell'addio di Franco Ciani dopo 8 stagioni dalla Fortitudo di Agrigento ed il coach ha scritto di suo pugno una lunga lettera che sintetizziamo in queste righe. Quante volte ho provato a immaginare questo momento seduto davanti ad una tastiera per scrivere un messaggio sulle sensazioni di ricordi di un periodo professionale e personale così lungo e così particolare. Quante volte ho parlato con la persona che in questi anni, nei momenti difficili così come in quelli felici, è sempre stato il mio interlocutore privilegiato, ovvero il press, come da 8 anni amo chiamarlo. Ed infatti ancora una volta è stato lui ad aiutarmi con le sue parole a trovare la serenità per prendere una decisione dolorosa e difficile come quella che ho preso. Orgoglioso di aver fatto parte per 8 anni di una società, di una famiglia e di un gruppo di lavoro speciali a cui devo davvero tanto. Non smetterò mai di essere affettivamente legato a questa città ed a questa società, orgoglioso per la cittadinanza onoraria ricevuta che mi legherà per sempre alla città più bella dei mortali. Ho conosciuto persone speciali che continueranno a far parte della mia vita, ognuna di loro magari in modo diverso, nella speranza che ognuna di loro percepisca la sfumatura che la riguarda trovandosi all'altra estremità dello stesso sentimento. Grazie al presidente Moncada e alla sua famiglia per aver creduto in me sempre. Grazie a Christian Mayer per essere stato il primo a puntare su di me. Un grazie di cuore a tutto lo staff, tra giocatori, dirigenti, giornalisti per la serietà e la correttezza ed infine un enorme grazie ai tifosi. A loro chiedo di continuare ad amare la Fortitudo ed a farlo sempre di più. Agrigento, grazie, mille volte grazie.